Con questa lunga diretta del pomeriggio della domenica del Redentore, della festa del Redentore, abbiamo visto in diretta la celebrazione della messa solenne da parte del Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, celebrazione che si è conclusa con il toccante momento della benedizione alla città e alle genti venete all'esterno della Basilica del Redentore, momento culmine della festa religiosa appunto del Redentore. Ma proprio per gli ultimi aspetti di questa solennità così sentita dai veneziani ci ricolleghiamo con la Basilica del Redentore con il nostro Filippo Fois e Simone Merlo. Sì, Marta, riprendiamo la linea qui di fronte alla Basilica del Redentore. Con me nuovamente Don Marco Zane, ufficio stampa del Patriarcato di Venezia, direttore di Gente Veneta, settimanale diocesano. Qual è il messaggio, secondo lei, dell'omelia del Patriarca Monsignor Francesco Moraglia che le è rimasto più impresso e che vorrebbe che la gente si ricordasse stasera e nei prossimi giorni? Per poter avere futuro, per trovare il futuro nella nostra vita, per poter avere un'autentica umanità, per scoprire autenticamente chi è l'uomo, chi siamo noi, riscoprire la centralità di Dio e di un Dio che è il Dio di Gesù Cristo, e non un teismo anonimo qualsiasi, non una divinità lontana, ma una divinità che si è fatta carne, un Dio che si è fatto uomo, il Dio di Gesù Cristo. Noi ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, tra poco tra l'altro comincerà anche il telegiornale di Treviso, che ci troviamo all'Isola della Giudecca, vi trasmettiamo in diretta da Venezia. Alle mie spalle la Basilica del Redentore, eretta alla fine del Cinquecento, dopo una tremenda peste che aveva ucciso circa un terzo degli abitanti di Venezia. Di fronte a noi c'è il ponte votivo che abbiamo percorso all'inizio di questo pomeriggio, Don Marco, come tanti veneziani. E adesso, come tanti veneziani, prenderemo la via del ritorno verso casa. Torneremo verso casa, il ponte votivo chiuderà alle 22 di questa sera e progressivamente verrà nei prossimi giorni smontato. È lo stesso ponte della Festa della Salute e semplicemente viene allungato aggiungendo i moduli che mancano. È un segno molto bello, come dicevamo anche prima, i veneziani quando vedono il ponte votivo montato capiscono che si sta entrando nella festa, ecco. Per Venezia sono festività che segnano veramente l'anno, quanto Capodanno e Natale, la festa del Redentore e la festa della Salute. Per certi aspetti, quasi anche di molto di più. E la cosa interessante è che queste festività che hanno anche un carattere civile, chiaramente, ma sono autenticamente, genuinamente ispirate dalla fede cristiana. Venezia senza la fede cristiana non sarebbe Venezia. È una festa dalle mille sfaccettature, come ve l'abbiamo raccontata anche nel corso del nostro telegiornale di queste dirette, in cui c'è un forte sentimento religioso, ma c'è anche una parentesi più, diciamo, spensierata, come quella che poi vive il suo apice con i fuochi d'artificio che ci sono stati ieri notte, dopo un anno di assenza per il Covid, con le gare sportive che vi abbiamo fatto vedere all'inizio di questa lunga diretta. E adesso Venezia, insomma, come se la vede, Don Marco, l'anno prossimo come saremo messi? Come saremo messi? Intanto confidiamo nel Signore che si possa riuscire a poter vivere più serenamente, più liberamente, oltre le ristrettezze e anche le difficoltà legate alla situazione sanitaria generale, ecco. E speriamo che queste occasioni, che queste anche fatiche e le difficoltà di questi tempi siano un'opportunità per riscoprire ciò che costruisce l'uomo, ciò che rende l'uomo realmente uomo. Il Patriarca diceva che se togliamo Dio l'uomo non è più lo stesso, anzi non è più uomo. Pensiamo di togliere Dio, in realtà stiamo togliendo l'uomo. Speriamo che ciò che stiamo vivendo, che queste prove ci aiutino a riscoprire veramente la centralità di Dio, per scoprire chi è l'uomo realmente. Grazie Don Marco, noi la ringraziamo, la salutiamo anche e buon Redentore ancora per quello che rimane. E io vorrei salutare invece voi telespettatori facendovi vedere questo splendido tramonto sul cielo di Venezia. Vedete il campanile di San Marco, la Basilica della Salute, il canale della Giudecca e un bellissimo tramonto anche qui sulla chiesa del Redentore. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Antenna 3. La linea torna a te, Marta.
Grazie a Filippo Fois, a Simone Merlo per questi collegamenti e naturalmente a tutta la squadra di Antenna 3 che ha lavorato quest'oggi per realizzare questa lunga diretta dedicata alla festa del Redentore. Noi quindi terminiamo qui. Ora la pubblicità, ma restate con noi perché subito dopo ci sarà il telegiornale di Treviso. Arrivederci.